Professoressa Saraceno, ha visto questo servizio sulla periferia, ma lei lo accennava anche prima, no? Il disagio di tante famiglie. Sì, c'è il disagio organizzativo che era quello di cui parlavo prima, ma questo invece è proprio il disagio durissimo della povertà che c'era già prima. Non dimentichiamo che noi avevamo già oltre 5 milioni di poveri assoluti in Italia, siamo il paese che non si era ancora ripreso dalla crisi del 2008, aveva triplicato la propria povertà assoluta dal 2008 e adesso con questa mazzata i dati non li avremmo, quelli statistici sicuri, ma qualcuno parla di un raddoppio della povertà assoluta. In queste circostanze non è affatto vero che il coronavirus è stata una grande livellatrice perché siamo tutti esposti nello stesso modo, no? Non solo non siamo esposti nello stesso modo, alcuni lavori sono più rischiosi di altri, ma soprattutto lo star chiusi in casa, il non poter andare a lavorare, il perdere l'unico reddito che c'era, magari anche neppure garantito, colpiscono diversamente le famiglie. Quelli che vivono in tanti in 40 metri quadri è un altro star chiusi in casa rispetto a chi ha, come dire, spazio per vivere, è un altro star chiusi in casa per i ragazzi che devono seguire la didattica online e che ci sono quelli che hanno i genitori che ce la fanno a stargli dietro e quelli che no. Per cui noi siamo di fronte a un paese che era già fortemente disuguale perché il fenomeno delle periferie, ma non solo delle periferie, anche alcuni centri storici c'era da prima, ma che è esploso e che sta Certo. peggiorando e c'è il rischio che saranno le persone che usciranno meno bene da questo perché hanno perso i lavori minimi. I primi lavori che spariscono sono quelli che erano in nero, sono quelli che erano poco pagati Allora, e questi difficilmente li allora, recupereranno. dottor Gratteri, forse siamo riusciti a ristabilire il collegamento?